La siamo con Tommaso Bianchi, è arrivata la quarta sconfitta su 4 partite, diciamo una gara che comunque era stata per i primi 20 minuti insomma abbastanza combattuta ed equilibrata, il vantaggio di Baldesi, poi però con il passare dei minuti il Matera ha preso il sopravvento. Sì, no, è così. Purtroppo ormai è qualche partita che quando andiamo sotto di un paio di gol molliamo e poi ripartiamo a giocare troppo tardi. E così è successo anche stasera. A fine primo tempo abbiamo mollato sul 3-1, abbiamo preso altri 2 gol e insomma poi dopo riprendere nel secondo era praticamente impossibile. E ci abbiamo provato nel secondo tempo, ovviamente abbiamo lasciato campo agli avversari per i contropiedi e si è concluso. È un periodo no, che ormai va avanti da un pezzo, è un peccato perché la squadra si allena bene durante la settimana, ma poi in pista non riesce a esprimere un buon hockey. Il problema è la fase difensiva, perché quando vai a prendere 8 gol a partita, davanti puoi giocare anche bene, però, però le partite le perdi. Ecco, nelle ultime 2 partite erano arrivate un po' queste sconfitte negli ultimi minuti di gara, sia l'ultima a Sarzana che anche quella prima qui in casa. Sì, si torna lì, è un problema mentale perché si arriva a un certo punto che prendi 1 o 2 gol a fila e stacchi il cervello, stacchi un po' la spina. E ovviamente questo non può succedere perché sul 3-1 quando manca 5 minuti alla fine la gara è tutta da giocare e c'è da migliorare sotto questo aspetto. Ora, prossima partita, un'altra gara casalinga con il Follonica per cercare un po' di conquistare questi primi punti. Sì, ci vogliono punti per fare morale, per smuovere un po' la classifica e in settimana la prepareremo e vediamo un po' come va. Bene, grazie. Niente di dirci.